e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate le vedrà, perché aspetto già, scenderà, forse dirà, dal fiume che va, per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni, amore che non dai. Io ne ho già sette. Scenderà, forse di mattina, dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni, amore che non dai. Avrò amore che non dai più sogni, amore che non dai. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti a questa seconda tornata di audizioni di Musicultura 2015. Chiediamo scusa per prima cosa a Pino Mango, perché per un problema di riversamento della nuova sigla l'audio era effettivamente pessimo. Chiediamo scusa anche a voi, ci rimedieremo naturalmente da domani sera. Auguro buon lavoro agli studenti dell'Università di Macerata e di Camerino che siedono ai nostri lati, che insieme a noi ascolteranno anche le proposte di stasera, ma auguro buon lavoro anche agli studenti universitari degli stessi Atenei che lavorano sia in sala sia nel foyer che nei camerini, raccontando attraverso la redazione giornalistica di Shusha questa fase del festival. e che continuano a raccontare fino a giugno. Ascolteremo anche stasera 5 proposte. Presento
coloro che siedono al tavolo qua d'ascolto insieme a me, dalla mia Roberto Giambò, docente di analisi matematica presso l'Ateneo di Camerino, il compositore Marco Maestri, il direttore artistico di Musicultura Piero Cesanelli. Io sono Ezio Nannipieri, accanto a me Stefano Bonagura, giornalista e critico musicale, e il Marcello Lamattina, docente di filosofia del linguaggio presso l'Ateneo di Macerata. Stasera, come molti di voi sanno, abbiamo il particolare piacere di avere con noi, intanto qua, precedentemente in una bellissima chiacchierata ospitata presso la cioccolateria Maga Cacao, e più tardi sul palco, Paul Ricci e Mafalda Minnozzi. Che insieme a noi ascoltano le proposte in concorso. Cominciamo dando il benvenuto ad Una. Buonasera, signore e signori, Musicultura. Io sono Una e questa è una canzone che parla di un ragazzino di 16 anni che si innamora della sua professoressa. Stefania Loretti entrava in classe, l'aria profumava di rose rosse, fermo il tempo sul suo viso, la sua voce come il sole del Mediterraneo. Pai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai. Non parlava solo di Petrarca, ma di Gionfante, Bukowski e Murakami, dei murales di Berlino, dei Pasolini e dei centri sociali. Amo così tanto l'italiano, la mia professoressa di italiano, la storia, la poesia, la prosa. Di lei mi piace tutto, qualsiasi cosa. Pai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai, papai, pai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai, pararai parapapai. Mentre versavo l'inchiostro dei miei pensieri, lo sguardo volava sulla sua mano. Sognavo di stringerla forte, sognavo di baciarla piano. Poi chiese alla classe una penna blu, la penna che se non gli avessi dato tu avrebbe scritto in corsivo Stefania ti amo sul compito in classe di italiano. Amo così tanto l'italiano, la mia professoressa di italiano, la storia, la poesia, la prosa. Di lei mi piace tutto, qualsiasi cosa. Parapapai, pararai, parapapai, pararai, parapapai, pararai.
Lei è l'Angelica bella dell'Orlando furioso, la Duse e Beatrice, il paradiso e l'inferno, a Silvia, Lucia, Penelope, Psiche, Luvon, Salome, l'innamorata di Nietzsche. Da quel 10 non è più giorno. Se foglia sparita, ho studiato Moretti e vi ricordate, no? Del ragazzo di prima, giusto? Ragazzino di 16 anni che si era innamorato della professoressa. Beh, ecco, lui riesce finalmente a giungere alla maturità, si diploma e decide addirittura di iscriversi all'università. E così da un piccolo centro come Macerata si trasferisce in una grande città piena di fermento come Bologna. Lui era così pieno di risorse, era così pieno di sogni che ha dovuto iniziare a metterli un po' in ordine, quindi ha iniziato a collocarli ordinatamente nei suoi cassetti. Un giorno però si sveglia e si accorge che sono passati 10 anni e soprattutto di non ricordare più dove aveva messo tutti quei sogni. Fuori sede. Nebbia, molle densa, una parodia di cielo, semafori rimpiazzano le stelle. Le arance sono belle, lucide arancioni, ma dentro sono tristi come un clown. E c'è la fila in segreteria, il tuo numero è il 1203, fumi tabacco per risparmiare un po' e leggi un libro per ingannare tempo, oh, 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 ma il tempo inganna te e son passati già 10 anni e quanti amici e quanti amori visto andare via, tra un esame andato male ed un trasloco in tram sul 13 barrato ed il 63, ma il tempo inganna e son passati già 10 anni e quanti amici e quanti amori visto andare via, tra un esame andato male ed un trasloco in tram sul 13 barrato ed il 63. L'unità sanitaria in piazza Verdi regala siringhe sterili, ti ha rubato la bicicletta in via Zamboni. Un poeta recita in piedi sul bidone della carta, il manicomio è una grande cassa di Aldamerini. La primavera sta iniziando e l'aria anche più tiepida, le ragazze in bici sembrano più belle e lo sono, e poi ti perdi nell'azzurro di uno sguardo, oh, 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 nella
l'azzurro, l'azzurro qui non c'è, su questo cielo oppresso dalle nuvole, dai portici e sui seni di Maria. Tu passi le giornate ad attendere risposte da un ristorante, anche se hai studiato lettere e filosofia. L'azzurro qui non c'è, su questo cielo oppresso dalle nuvole, dai portici e sui seni di Maria. Tu passi le giornate ad attendere risposte, ristorante, anche se hai studiato lettere e filosofia. Siamo tutti fuori sede, siamo tutti fuori fede, siamo tutti fuori tempo, siamo tutti fuori campo, siamo tutti fuori sede, siamo tutti fuori fede, siamo tutti fuori di poco, siamo tutti fuori gioco, siamo tutti fuori sede, siamo tutti fuori fede, siamo tutti fuori di poco, siamo tutti fuori gioco, siamo tutti fuori sede, siamo tutti fuori fede, siamo tutti fuori di poco, siamo tutti fuori gioco, noi siamo fuori. Noi siamo fuori. Noi siamo fuori. Noi siamo fuori. Grazie, grazie a tutti. Anche alla mia band, Luca Molla alle percussioni, Gianni Masci alle chitarre grandi e piccole. Vi ricordate di quel mio amico, no? Quello che si era innamorato della professoressa, a vivere a Bologna? Vi ricordate o no? Sempre lui. No. Poi si è anche innamorato, sì, è vero, si è ritrovato dopo 10 anni a sentirsi un fuorisede senza né sogni né parte, ma ha trovato l'amore, si è innamorato di una bella ragazza con cui era andato anche a vivere insieme, ma l'ha tradita. Con chi? Con Samantha, con la sua migliore amica. Non si fa. Giornata complicata. Guardo il cane che morde le mie scarpe migliori, guardo il gatto che mangia i cereali integrali. Alla finestra l'unica cosa che vedo, un'altra giornata complicata. Potevi sceglierne altre 150 e invece hai scelto proprio lei, hai scelto Samantha, la mia amica d'infanzia, la mia amica migliore. Sparite da questa terra, sparite per favore. Canterò tutta la notte, canterò a squarciagola, canterò per dimenticarti sotto questa luce. Canterò con gli occhi al cielo, con le ciglia bagnate. Sono stelle cadenti queste lacrime d'estate. Stanotte vado in spiaggia con la tua foto, ci andrò con quel tuo amico, quello con la moto. Lo faremo anche nell'acqua, giuro che lo farò. E poi con la tua foto accenderemo un bel falò. Il mattino seguente poi mi sono rivestita, sono tornata a casa scalza con la sabbia tra le dita. E anche se mi fanno male i piedi e son tutti neri, i prossimi senza di te saranno giorni migliori. Canterò tutta la notte, canterò a squarciagola, canterò per dimenticarti sotto questa luna. Canterò con gli occhi al cielo, con le ciglia bagnate. Sono
cadenti queste lacrime d'estate. Canterò con gli occhi al cielo, con le ciglia bagnate. Sono stelle cadenti queste lacrime d'estate. Oh, oh, oh. E allora Macerata, adesso facciamo un bellissimo esercizio ritmico, tutti quanti con le manine in alto, alzate, aiutateci a portare a casa questa canzone. Così. Molto bene. Allora, vediamo. Tu, puoi aiutarmi a mantenere il microfono gentilmente? Grazie. Bene, allora vediamo chi è che è andato con Samantha. Questo signore qua con gli occhi chiari. Signora, per piacere, mi mantiene il microfono. Vediamo, qui c'è qualcun altro birichino. Ho visto andarvi in giro con Samantha. Eccolo, guarda, lui fa l'indifferente, non batte neanche le mani. E poi c'è la giuria. E la giuria invece non ha colpe. Ma io vedo questo ragazzo qua capace di una cosa aberrante come quella che ho appena raccontato. Quindi per piacere, tu che sei molto carino, mantienimi il microfono. C'è qualcuno che vuole espiare le proprie colpe? Qualcun altro che vuole espiare le proprie colpe? Vediamo. Lui se ne va. Lui proprio taglia la corda. Eccolo qua. Lui. Signora, mi mantenga il collega. Ok, e allora, consiglio, se proprio volete tradire la vostra fidanzata, non fatelo mai con la sua migliore amica, ok? Ok? Triste non avere niente per cui svegliarsi. Potrei anche non pensarci se almeno lavorassi. Che noia queste tristi rivoluzioni da divano. Sono gli anni in cui lottare è un ricordo lontano. Se prima si viveva alla giornata, oggi si vive alla mezza giornata. Come questo nostro amore è nato e morto per gioco, e che oggi tutto è destinato a durare poco, e che oggi tutto è destinato a durare poco. E che oggi tutto è destinato a durare poco, e che oggi tutto è destinato a durare poco, e che oggi tutto è destinato a durare poco, e che oggi tutto è destinato a durare poco. Ciao!
Ciao Chiara, abbiamo qualche domanda? Sono qua. Sì, ciao. Però Chiara non è qua. Scusa. Eh, Allora, ascoltando alcune cose che hai fatto oltre a quelle che hai presentato stasera, ho scoperto che nel tuo ultimo disco hai inserito un brano di Piero Ciampi, Il lavoro, tra l'altro con un arrangiamento che io personalmente ho trovato molto efficace. E questo brano ha la particolarità di, diciamo, parlare di un mondo che ha parecchie caratteristiche che possono essere tranquillamente riscontrate nella quotidianità di oggi. Volevo sapere se è questo il motivo per cui lo hai scelto o se ci sono altri motivi che ti hanno portato a interpretarlo. Vabbè, a parte che Piero Ciampi è forse tra i cantautori italiani che più ho amato, apprezzato e metabolizzato, ecco. Dalla lettura di quel testo ho appreso comunque la triste verità che in realtà, essendo un brano scritto negli anni 60, suonava e cantava in maniera così disarmantemente, non so se si può utilizzare come termine, comunque attuale. Segno che insomma le cose non erano poi così tanto diverse prima, no? Noi giovani di oggi spesso vivendo la realtà che viviamo un po' ci crediamo magari che prima le cose erano migliori, no? In realtà poi leggendo quel testo da un lato ho tirato un respiro di sollievo e ho detto no, in realtà era peggio anche, era così anche prima. E quindi poi ho pensato che era perfetto come riadattamento di un brano che comunque avevo in mente di scrivere, che appunto avesse come tematica proprio quella del lavoro. Quindi ho cercato di farlo di farlo mio, di trasformarlo assieme a Gianni, che non c'è più, in un brano, insomma, a me congeniale. Sì, in effetti il brano Piero Ciampi lo incise nel 73, ma è estremamente attuale, sembra scritto ieri. Esatto. Sì. Salve. Ciao. Complimenti innanzitutto, Grazie. mi è piaciuto. Volevo chiedere, sono 3 brani che sono tra virgolette concatenati l'uno all'altro. Volevo chiedere qual era la scelta, perché questa scelta di concatenare questi 3 brani? Beh, in realtà sono i 3 brani che la giuria ha scelto, insomma. Ho cercato un collegamento tra i brani per portare la gente che mi ascoltava per la prima volta all'interno di un universo narrativo, no? All'interno di una dimensione, perché solo 3 brani sono troppo pochi per conoscersi e per entrare in una dimensione. E quindi ho pensato di creare un filo conduttore per riuscire a portarvi tutti quanti nelle mie canzoni. Ok, grazie. Marzia, sono qua. Ti Ciao. chiamo con il tuo nome Sì, vero, va benissimo. ma tu hai scelto come nome d'arte Una, che sembra in qualche maniera spersonalizzante, come se ti volessi non caratterizzare, in un certo senso, stare nel mucchione in cui sei una qualsiasi. Nella realtà tu, dai brani che abbiamo ascoltato, per la mia impressione, canti del pop cercando di raccontare delle storie diverse da quelle che raccontano gli altri nelle canzoni. Quindi cercando di contrastare quell'una qualsiasi, quell'una pesante, con dei temi che invece sono più originali di quello che normalmente ascoltiamo nelle canzoni. È questo quello che vuoi fare realmente? È solo la mia percezione? È un'analisi molto bella. In realtà, dopo queste parole non saprei più cosa aggiungere. Nel senso che ho scelto di chiamarmi Una perché nella mia vita ho sempre avuto la tendenza a disperdere le mie energie in tante attività. Amo l'arte, la letteratura, amo la musica, amo l'insegnamento, che è tra le cose che nella vita comunque faccio.
E la musica mi ha sempre fatto compagnia, un po' mi ha sempre salvata dalle situazioni difficili, ma confesso che in realtà un po' mi ci ha fatto inciampare nelle situazioni difficili, perché è un percorso pieno di difficoltà. Quindi a un certo punto della mia vita io ho deciso di non disperdermi più, di rinunciare a, vi racconto una storia vera, a un contratto a tempo indeterminato in un lavoro che peraltro era quello che forse avrei anche voluto fare a vita, ma sentivo di fare un torto a me stessa, perché da sempre ho amato la musica sopra ogni altra cosa. Quindi da quel cambiamento, da quella scelta, ho deciso di lasciare il mio vecchio nome e cognome Marzia Stano e di adottarne uno che fosse finalmente una forma di un cerchio, no? Che unificasse quello che in realtà sono e che poi vorrei essere, e da questo nasce Una. Grazie Marzia. Di niente. Marzia, scusa, sono qui. Innanzitutto buonasera. Senti, io ti volevo chiedere, ma da dove viene questo show con la Polaroid? Beh, è un'idea che è nata ieri in realtà. Siccome la giuria di Musicultura ha scelto proprio Giornata complicata, perché mentre i primi 2 brani che vi ho cantato e suonato sono 2 brani che ho scelto io di iscrivere a concorso, mentre Giornata complicata è stata scelta. Ed è una storia fatta per immagini. Cita situazioni quotidiane come il cane che davvero si mangiava le mie scarpe, le migliori che avessi, il gatto sul tavolo che mangiava i miei cereali scelti, quelli della... vabbè, non lo posso dire di che marca. Comunque, canto per immagini. Quindi, siccome a un certo punto della canzone c'è il momento in cui lei, per vendicarsi di questo torto subito, brucia, no? La foto di lui. E quindi in qualche modo ho voluto far sentire poi il pubblico partecipe di questa storia, portandolo dentro e creando una relazione con lui. Ho pensato, come posso farlo in così poco tempo? Ma magari scattandogli una fotografia che, se conserverete, sarà anche un bel ricordo di questa serata. A proposito di questo proprio, ciao innanzitutto e grazie per avermela fatta la foto. No, infatti non ce l'avevo con te. No, ma funziona la macchina, perché non appare niente. Allora, vi racconto un'altra storia. È una macchina che ha bisogno di un po' di tempo e peraltro bisogna tenerla al buio per almeno 25-30 minuti, quindi conservatela nelle vostre borse o in un libro. Non sono più le Polaroid di una volta. Sì. Queste sono... È vero, è vero. Grazie. Senza dubbio. Grazie a voi. Grazie mille. Abbiamo finito l'interrogatorio. Grazie. Benissimo. Ciao Grazie di ancora. nuovo. Ciao. La seconda proposta di stasera, Ivan Talarico. Dirvi che sono Ivan Talarico, ma mi sembra superfluo visto che è appena stato detto. La prima canzone si intitola Carote d'amore. Il titolo probabilmente non ha molta connessione col testo che non ha molta connessione con la musica, oppure c'è qualcosa che mi sfugge quando scrivo le canzoni. Vorrei tu fossi una pianta per poterti piantare, vorrei tu fossi un'ascia per poterti lasciare, vorrei fossi una molla per poterti mollare, ed infine una corda per poterti scordare. Ma tu non riesci a capire che nonostante il nostro approccio alla comunicazione sia simile, ci sono milioni di modi in cui ci si può fraintendere, soprattutto considerati i diversi media di cui disponiamo e che rendono difficile una comunicazione semplice, per cui quando vorrei dirti sto bene con te tu capisci qualcosa di orribile e malefico che ti allontana e non riesco più a capirti. E mi ripeti, tu dara uga uga scemo mommo, deriendo biobo birigo. Io non capisco tu, dara uga uga scemo mommo, deriendo biobo birigo.
Ma se fossi una corda ti potrei cordeggiare, se tu fossi severa potrei perseverare, se tu fossi una vita ti dovrei abitare, se tu fossi una porta mi potresti portare. Ma ci sono dei fattori esterni che potrebbero modificare lo stato di cose, come una tua eventuale partenza verso un continente lontano, la mia morte improvvisa per assenza d'aria, una catastrofe che costringendo il cosmo ad una contrazione improvvisa ed involontaria segnerebbe anche l'irreparabile fine della nostra relazione umana, e tu inizieresti a credere in una vita oltre l'universo e non ti capirei più. E mi ripeti: dara uga uga scemo mamma deriendo biobo birico. Io non capisco tu, dara uga uga scemo mamma deriendo biobo birico. Se tu fossi una corte ti potrei corteggiare, se tu fossi severa potrei perseverare, ma se fossi una vita ti potrei abitare, se tu fossi una porta mi potresti portare. Sono già stanco ma tu mi vuoi spossare, sono già stanco ma tu mi vuoi spossare, sono già stanco ma tu mi vuoi spossare, sono già stanco ma tu mi vuoi. Grazie. Le mie canzoni sono molto, molto verbose e ricche di parole, quindi a volte potrei sbagliare, so che i giurati hanno i testi, quindi se sbaglio mi corrigerete. E la prossima canzone si intitola Quando un amore, 2 canzoni che hanno amore nel titolo, probabilmente ho preso troppo alla lettera il fatto che si possa cantare solo d'amore. T'avessi mai incontrata, sarebbe stata un'altra giornata dimenticata. Ah, se t'avessi vista appena, t'avrei salvata, avrei scordato la tua nuda schiena. Ah, con parole complicate, non dico niente, chi non mi sente non capirà. Ah, se tu fossi andata via, avrei riassunto palmo per palmo la tua geometria. Quando non rotolano biglie come occhi di triglie vigili a metà. Quando non s'amerà, spunteranno fiori privi di colori senza vanità. Se non sei amato mai, parli e non ti sento, vivo di spavento, muoio ogni momento. Si fosse amato già, senza confidenza, senza più indecenza, senza intimità. Quando un amore se ne va, sono cimiteri di parole, sono spettacoli di lenzuola, scoperte aperte senza pietà. Quando un amore finisce male, statue di sale danno il sapore a quel che sarà. Quando un amore ci lascia poco, forse per gioco cerca una mano che perderà. Quando un amore è stato d'assedio, non c'è rimedio, il tedio è feroce, l'ansia è precoce. Quando un amore fa rima con cuore, spegne il rossore, sbianca il biancore, non sa quel che fa. Il tuo modo di parlare è troppo lontano dalla mia bocca. Il tuo modo di sfiorare non lascia intatto quello che tocca. Il tuo modo di respirare toglie respiro al respiro dei giorni. Il tuo modo di tacere fugge i viaggi, attende i ritorni. Quando non s'ama più, piove sul bagnato, latte già versato, chi vivrà vedrà. Quando non s'amerà, cascheranno i cieli dietro a 7 veli di immaturità. Se non si è amato mai, meglio un tè sbagliato che un caffè corretto, un se contraddetto. Si fosse amato già, ride chi sapeva, piange chi credeva, c'è chi morirà. Quando un amore se ne va,
Le angolazioni son sfumature dell'ovvietà, quando un amore ha tempo perso, occhio per occhio il dente ha già perso nel buio terzo. Quando un amore è un colpo di testa, fugge chi resta, pesta coi piedi se non lo vedi. Quando un amore dimenticherà di chi è che il bacio lasciato al sole ad annegare. Grazie. E l'ultima canzone parla di un argomento che ultimamente, diciamo, va molto di moda, che è quello della precarietà, però sempre sotto l'aspetto che mi interessa di più, che è la precarietà emotiva, e si intitola L'elefante. Ed io provavo per te un grande amore fortissimo, un grande amore che è tenero, amaro e bellissimo, mille parole d'amore, mille silenzi del cuore, ma non c'è amore che non sia triste a metà. Mi hai detto non è amore, quello che c'è tra noi ha tutto un altro nome, è quello che non vuoi, è un sentimento grigio e pesante, come un tormento, un elefante. Ed io provavo per te un elefante fortissimo, un elefante tenero, amaro e bellissimo, mille parole d'elefante, il tuo silenzio sprezzante, non c'è elefante che non sia triste a metà. Mi hai detto non è un elefante, quello che c'è tra noi è più insignificante, è quello che non vuoi, è una stranezza, molle e vischiosa, stare vicini è cosa rischiosa. Ed io provavo per te come un catarro fortissimo, come un catarro che è tenero, amaro e bellissimo, mille parole di catarro, il tuo silenzio bizzarro, non c'è catarro che non sia triste a metà. Mi hai detto non capisci e sei andata via, quello che c'è tra noi è solo una bugia. Ed io provavo per te una bugia fortissima, una bugia che è tenera, amara e bellissima, mille parole bugie, mille sottili agonie, non c'è bugia che non sia triste a metà. Vorrei dire molte grazie, grazie davvero. Buonasera Ivan. Buonasera. Sono qua. Eccoli. Leggo dalle tue note biografiche che sei stato anche attore di teatro, hai lavorato in Attualmente teatro. lo sono ancora. Ho capito. Vorrei sapere quanto questo ti influenza nel tuo scrivere musica, quanti aspetti del tuo essere attore teatrale metti anche in quello che scrivi in musica. Ma penso molto. Poi in realtà non è teatro come un'altra cosa, nel senso che io vivo di idee e poi queste idee prendono forme diverse, però la matrice è tutta la stessa. Poi ovviamente facendo teatro contamino le altre cose con quel linguaggio e viceversa. Si vede. Ciao, molto piacere. Sono qua.
complimenti. Grazie. Mi hai emozionato. Io canto da tanti anni e canto soprattutto brani che hanno scritto altri. Trovo che è struggente la tua poetica, è bellissima, arriva dritta al cuore e forse c'è un piccolo ostacolo poi nell'imparare tutte queste parole. A memoria. No? Sono tantissime, il tuo testo è, nei 3 casi di stasera, è lunghissimo, soprattutto nel primo, però entra. Io non lo so perché, però è quasi come fosse un linguaggio matematico, no? Entra un po' come una formula. E io ti auguro di cuore che tu possa trovare, oltre a te, interpreti che possano cantare le tue canzoni, perché sono moderne, dirette, vere e anche essenziali, nonostante tu usi tantissime parole. Grazie. Grazie a te. Ecco, su questo vorrei specificare soltanto che oltre non è esattamente un problema di memoria, ma anche di vaga tensione emotiva, perché poi occupandomi soprattutto di emozioni ne vengo anche investito controvoglia. E forse quello che è più bello quando poi si canta, perlomeno nel mio caso, è sentire che gli altri cantano insieme a te, no? E che conoscono tutte le parole e vivono con te attraverso la parola l'emozione del momento, no? La forza, l'impatto. E ci sono brani scritti da Mogol molti anni fa, con Battisti, che sono fiumi di parole, anche articolati, sai, planare sopra boschi di braccia stese. E così come hanno portato tanto fortuna a loro, io spero di cuore che portino fortuna anche a te. Grazie davvero. Di Grazie. cuore. La necessità che hai avvertito, parlo del terzo brano dell'Elefante, mi sfugge, la necessità che hai avvertito di accelerare in quello che io chiamo inciso, cioè prima del ritornello, quell'accelerazione che a me personalmente non mi fa quadrare il pezzo, di accelerazione che tu hai messo nell'inciso prima del ritornello. Da come è nata? Proprio da un punto di vista tecnico, musicale. È nata un po' a contrasto con l'altra parte, nel senso che io di solito quando scrivo soprattutto i motivi li appunto, li rimangio, li rigioco, e questo era un motivo che per me era talmente struggente, perché poi io di solito cerco di dare una forma un po' ironica a queste cose, era talmente struggente che non riuscivo a gestirlo, quindi ci ho messo molto a pensare di utilizzarlo per una canzone, e mi è servito utilizzare un qualcosa di più veloce, un po' a contrasto per stemperarlo, ecco. Parlo di mi hai detto che non amore quello che c'è tra noi. Esatto, sì, Elefante. Perché poi invece nel ritornello si apre di nuovo e melodicamente è molto arioso. Esatto, per me è quasi eccessivo, ecco. Ho capito. E quindi ho dovuto stemperarlo con una cosa un po' più frizzante, diciamo. Ho capito. Ciao Ivan, sono qui davanti a te. Un'ultima domanda che si riaggancia a quella di Piero Cesanelli in qualche modo. Ovvero sia, intanto congratulazioni per le acrobazie linguistiche, ma non fine a se stesse. Grazie. Dal punto di vista proprio compositivo e musicale, sembra quasi che tu appena crei un'atmosfera senta il bisogno di voltare pagina, come se tu per primo quasi ti vergognassi, tra virgolette, di aver emozionato te stesso e forse gli altri che ti ascoltano. A mio modo di vedere, nel primo brano che ci hai proposto, Carote d'amore, nell'ultimo brano, pur in maniera diversa, ci
ci sono delle invenzioni che legano il testo alla musica. Nel primo brano è quel passaggio in apnea che non so come fai a reggere, nell'ultimo brano le cose che diceva Piero Cesanelli, concordo con lui, che legano il testo alla musica in un modo tale che sei portato a voler capire e ascoltare attentamente cosa sta succedendo. Nel secondo brano invece, dal punto di vista compositivo proprio, c'è uno sfondo quasi rispetto alle parole che non è all'altezza del primo e del terzo brano. Quindi volevo chiederti se anche tu sei d'accordo su questo, oppure spiegarci il perché di questa scelta diversa. Ma io penso che sia molto semplice, perché il secondo brano è precedente, è anche un brano che in realtà non avevo mandato nella prima selezione, è un brano che poi è stato selezionato successivamente, non era tra quelli che avevo proposto, e fa parte di una fase precedente. Adesso quando scrivo le canzoni cerco non soltanto di seguire un'onda emotiva, ma anche di mettere delle strutture che possano aiutare ad arrivare, quindi possono essere il pezzo in apnea, può essere il gioco dell'elefante, che poi sono cose che mi vengono anche abbastanza spontanee, ma strutturandole riesco a farle arrivare di più, almeno nelle ultime serate che ho fatto mi sono accorto di questo. Quello è un pezzo precedente in cui lavoravo diversamente e scrivevo prima i testi molto copiosi e poi appoggiavo sotto delle musiche. Bene, mi fa piacere sapere che concordiamo, insomma. Sì. Grazie, se non ci sono domande ti salutiamo. Grazie, ciao. Buona serata. Siamo alla terza proposta di stasera, Chiara Dello Jacopo. Buonasera, comunque, nel frattempo. Cosa mi aspetto dalla mia città? Da questa cappa sempre un poco strana. Cosa mi aspetto ogni volta che ritorno qua? Se è più bella quando si allontana. Non è un difetto, né un complesso di inferiorità. Se ti risulto solitaria e schiva, e che non trovo quella nostra vecchia affinità. Cielo invierà, che chiuderanno quel locale e che nessuno più mi avviserà. Offri un caffè ma non ti siedi, le mie storie le conosci già, rimane solo un posto in piedi, son clandestina nella mia città. Progetto, aspettativa di felicità, la perdo sempre lungo l'autostrada, e il contrappasso al privilegio di instabilità. Abito il mondo ma son senza casa, e non mi aspetto che rispecchi come sono io,
che scoda i margini in continuazione. Ma cosa ho davvero in comune con queste 2200 persone? Ma io lo so che resto indietro, che il tuo cielo intanto cambierà, che chiuderanno quel locale e che nessuno più mi avviserà. Mi offri un caffè ma non ti siedi, le mie storie le conosci già, rimane solo un posto in piedi, son clandestina nella mia città. Non serve invidiare gli uccelli che volano perché altro non possono fare, non serve invidiare le onde che tanto hanno già il loro posto nel mare, non serve invidiare una pianta che ha le radici ma non genitori, non serve diventino tutti avvocati, ministri, ingegneri e dottori, non servono i tacchi più alti se tanto poi scalza non sai camminare, non serve truccarti più forte le labbra se un bacio poi non lo sai dare, non serve indossare un cappotto se tanto quel freddo non viene da fuori, non serve pretendere sempre di essere migliori. Ma io lo so che resto indietro, che il tuo cielo intanto cambierà, che chiude le mie da far da solo, che paura un mondo guarderò che mi in nero adolescenti era ancora perché la prima potuto fare spinta dentro e avevo di fare
sensato. Sono andata, mi sono tanto fino la mano un bel bar. Cambiava anche ma è problema in cui almeno sempre così. Città sono sempre così illuso che si frarò se cade cade pure il sole. Sono qua. Faccio i bellissima voce. Mostrato non stile piccolo il primo pezzo. Volevo siccome ho letto che componi già e se non ho capito italiano diciamo comunque esigenze, cioè prima di piano, come
e quelle cose lì. L'italiano lo so. Mi sembravano italiane. Dal fatto che essere contrario Era meglio. essenzialmente la mia vera fondo forse. Ciao Chiara, sono qui davanti a te, come va? Bene. Bene. Io volevo chiederti che differenza c'è nel tuo approccio a confezionare, tra virgolette, sia chiaro, una canzone, quando nel momento in cui cerchi di renderla nella sua migliore veste attraverso un video, per il pubblico che non lo sa, anzi consiglio di andare a vedere su YouTube e in internet in generale i video di Chiara Dello Jacopo, perché sono molto molto efficaci e se non sbaglio curi sia i soggetti che spesso la regia, no? di quei video. Sì, in realtà nell'ultimo ho curato la regia, anche perché è stato fatto totalmente, con l'aiuto di alcuni miei compagni di scuola, però totalmente in modo indipendente, anche con tempi stretti, quindi diciamo che è stata più una necessità. Abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco e ne ho approfittato per curare anche la regia, che è molto divertente. Però qual era la domanda? La domanda è appunto, muovendoti su questo duplice fronte, stasera ad esempio del live, e con la stessa canzone magari invece proposta in versione video, con un video alle spalle, sono due modi completamente diversi cioè molto diversi di lavorare. Se ti rendi conto delle differenze, se incontri quali difficoltà per poter rendere al meglio le canzoni in entrambe le vesti? Quando sei dal vivo è tutta un'altra cosa, perché ovviamente hai meno cose a disposizione e quindi devi magari basarti su cose più semplici, ma che arrivino, cose più semplici che arrivino in modo più semplice, che non vuol dire meno efficaci. Quando fai un video parti dal niente, perché di solito racconto una storia parallela a quella della canzone, quindi di solito non faccio video didascalici, perché è più divertente partire dal nulla, quindi lì puoi spaziare in un sacco di cose. E sì, la differenza è enorme, perché qua ci sono delle persone, nel video invece sono tranquilla che dicono no, questa rifacciamo, magari mettiamo questa cosa che suscita un po' di attenzione. Non so neanche fare un paragone, perché sono due cose talmente distanti, è come dire cinema e teatro. Io ho avuto la sensazione, perlomeno per come ti ho sentita stasera, che l'arrangiamento dei brani non sia per il momento all'altezza dell'originalità della tua inventiva. Può essere questo dovuto al fatto che ancora la tua esperienza live è limitata, oppure una scelta precisa quella di arrangiare i brani in questo modo e motivata dal tuo punto di vista a tutti gli effetti? Siccome di solito le mie esibizioni sono piano e voce e quindi fanno tanta leva sul testo della canzone e la sua intimità, non volevamo snaturarle troppo, mettendo troppe cose all'interno dell'arrangiamento con altri strumenti, quindi abbiamo voluto comporre un nucleo musicale basico, perché alla fine erano strumenti proprio base, per conservare questa caratteristica del mio stile. Grazie. Poi ho un'ultima curiosità. Spesso
si dice che nonostante l'età, così giovane, già così brava o già così intelligente, già così profonda, in realtà questo fatto dell'età sì ha un valore, ma di fronte a noi abbiamo sempre delle persone, e volevo congratularmi con te per la cura che tieni, che dimostri in quello che dici, in quello che fai, per mantenere un'integrità in quello che fai. La domanda però è questa, e ritorno invece in questo caso sull'età. C'è anche un'assunzione di responsabilità in questo tuo voler difendere l'integrità di fronte a un mondo intorno che per certi versi ti fa anche paura, ma allo stesso tempo ti attrae globalmente. Questa assunzione di responsabilità non sempre si trova nell'espressione artistica di ragazzi e ragazze della tua età. Questo ti mette in qualche modo, che tendono più a trovare delle scuse, a trovare dei capri espiatori a quello che cantano. Invece questa assunzione di responsabilità in te la si nota sia in quello che scrivi che in quello che racconti anche per scritto. Ha un peso questo di fronte proprio ai tuoi coetanei? Lo senti come un piccolo fardello o no? No, come fardello assolutamente no, credo sia un privilegio avere la possibilità di esporre il tuo punto di vista per difendere qualcosa. Grazie, ci sono altre domande? Ciao. Ciao. E complimenti anche da parte mia. Grazie. Mi viene spontanea curiosità, soprattutto per il fatto che sei così giovane e già così effettivamente tanto brava, tanto piena di ispirazione. Ho letto che tu hai scritto di essere inciampata nel canto, cioè nasci come pianista. E allora mi incuriosiva sapere semplicemente com'è successo. Allora, sono inciampata nel canto, ma in realtà non sono neanche una pianista, sono credo un cantautore, quella via di mezzo che non è... No, è molto, molto, molto buffo perché facevo seconda media, credo, e la mia migliore amica mi aveva costretto a vedere Camp Rock, che era questo film della Disney che io non volevo assolutamente vedere perché Disney Channel, che schifo. Sono andata a vedere Camp Rock, ovviamente come tutti i cartoni e film della Disney per il 90% del tempo cantavano, poi c'erano anche i Jonas Brothers protagonisti, quindi per cui poi sono partita per la tangente nei miei 13 anni. E lì mi si è accesa una lampadina nonostante avessi frequentato l'istituto di musica da quando avevo più o meno 5 anni e un sacco di persone cantavano, io non me ne ero mai preoccupata. E lì mi si è accesa la lampadina e ho pensato, ma esiste anche, si può anche cantare nella vita, e quindi sostanzialmente è partito così. Allora viva Disney Channel. Grazie. Grazie. I tuoi punti, non dico i tuoi punti di riferimento, i tuoi ascolti proprio della musica italiana, da dove partono e dove arrivano? Non partono da nessuna parte, non credo arrivino da nessuna parte. In questo periodo sto ascoltando molto Silvestri, molto Fabi, Gaber, Caparezza, che ho scoperto e mi piace tantissimo. Sì, comunque sempre cantautorato italiano tendenzialmente, perché cosa che non credevo ho scoperto appunto da quando ho iniziato a scrivere, che in realtà è un mondo che ho scoperto grazie a Mannarino, che mi ha introdotto, poi mi ha indotto anche a approfondire De André e De Gregori, che mi piacciono tantissimo, che però prima non avevo mai approcciato in modo un po' più serio. Comunque il cantautorato maschile. Va bene, ti salutiamo, è finito. Grazie. E adesso Pierpaolo Mazzulla. Buonasera.
soffiato. Ci siamo? Ma che fine ho fatto, costretto a vendermi come un prodotto che neanche conosco? Ma che fine ho fatto, provo a riprendermi, piove a dirotto e mi è scaduto il contratto. Ma che fine ho fatto, ho in tasca un biglietto, ma dal letto non mi alzo e aspetto. Sto galleggiando per non cadere nella routine, è un dovere morale continuare a sognare. Sto lavorando con un sorriso a comando, cosa mi devo inventare per tirare a campare? Ma che fine ho fatto, riflesso in uno specchio, vedo un giovane ragazzo vecchio, ma di vano ancora in mano e più lontano dove continuare a sognare. Sto lavorando con un sorriso a comando, ma ora voglio cambiare, parto per non restare. Fino a ieri pensavo fosse vile scappare, oggi penso sia il male minore. Fino a ieri cercavo nuove mani da baciare, ma che fine ho fatto? Ma che fine ho fatto? Sto galleggiando senza capire il perché, questo futuro precario, provo a pensarlo al contrario. Grazie. Le canzoni si sa, si scrivono, poi si cantano. Io avrei potuto scrivere una canzone d'amore convenzionale, ma così non è stato, perché in realtà ho voluto sospendere questo sentimento, liricamente parlando, come qualcosa che governa sempre e da sempre le nostre vite, inserito nelle evoluzioni o involuzione, come ci piace, della nostra stessa esistenza, l'amore ai tempi della crisi.
Simone ama i gruppi indie rock ed il caffè. Giulia invece si sveglia alle 3. Daniele ha una laurea ma non sa più il perché. Sandra ha un figlio solo per sé. Sorridi per niente. Rispondimi nel tempo. Marco ha nascosto tutti i desideri che ha nella valigia della follia. Ancora dirgli sì. Rispondimi nel vento. Luca pensa che dentro di sé ci sia quel posto che adesso non c'è e danza ancora una volta ancora. E Giulia sorriderà. E questa è una favola o la realtà? Rispondimi nel vento. E danza ancora una volta ancora. L'amore li guiderà. Scrivila tu la fine. La radio
La politica il manifesto dell'uomo della porta accanto o il professionista della macchina del fango. In questa giostra infernale, tutti per uno, uno per tutti, su un solo canale, che sia analogico o digitale. Protagonista senza nulla da dire, una meteora in questo arido paesaggio lunare. 5 minuti per non dire nulla, ma per farsi notare, per cose e per chi, e per chi non lo sa. L'arivismo da quarta elementare, il finto snobismo pseudoculturale, un solo fine da seguire, un solo momento da ricordare. Lo scopriremo solo vedendo, lo scopriremo solo vivendo, solo vedendo, solo vivendo. Grazie. E colgo l'occasione per ringraziare i musicisti che mi hanno accompagnato questa sera. Alla mia destra il maestro Massimo Garritano, grazie. Alla chitarra elettrica, ai colori e quant'altro il maestro Alessandro Lombardi.
Pierpaolo, buonasera, sono qui al centro. Scusa che sono... Sì. Buonasera anche a te e a voi, a tutti. Adesso vi vedo però. Una curiosità sulla forma con cui ci hai presentato questi brani. Come li componi, a quale strumento e nelle abitudini dei tuoi spettacoli dal vivo li presenti in questa forma, cioè voce, le due chitarre? Li compongo con la chitarra acustica, i miei brani nascono prevalentemente voce e chitarra acustica, alcune volte utilizzo il piano ma giusto ad accordi. È diventata una moda dell'ultimo momento presentare anche i brani in questa formazione, un po' per esigenze di copione, vedi il fattore economico, perché comunque i locali, i live club e quant'altro non hanno più a disposizione il corrispettivo economico per poterci consentire di proporre i brani nella formazione in band, che comunque sì è prevista, però poi abbiamo utilizzato questa formula. Ci è piaciuta anche perché ci siamo resi conto che il brano così, nella sua nudità, nella sua semplicità, diventa più sincero per chi lo ascolta, quindi mettersi a nudo alcune volte non è poi così male. Grazie, hai ragione, lo condivido, nel senso che uno si immagina all'interno dei tuoi brani l'intervento di altri possibili strumenti, ma arriva perfettamente la tua voce con le due chitarre. Grazie. Grazie a te. Sì, qui, ciao. Ciao. Ho letto che sulla tua biografia hai pubblicato il tuo ultimo album, giusto, Echi Lontani, con questo sistema di Music Riser. Sì. Siccome io ne ho sempre sentito parlare, non lo conosco bene, però volevo come cioè, pubblico web in genere. Sulla fiducia il meccanismo pubblico denaro sono consiglio divano di insomma, un po' volevo chiedere se visuale ti allontana una fruizione che potrebbe perché io quando compongo
cerco di creare un vero e proprio laboratorio musicale, nel senso, mi spiego, ciò che abbiamo di più bello noi in Italia ancora oggi è la lingua. Penso che scrivere canzoni in italiano sia una delle cose più difficili, perché non è per screditare quelli d'Oltralpe, ma scrivere una canzone in inglese è un po' più semplice. Quindi io non penso in realtà se possa servire un sus 4 o una settima, quinta diminuita, eccetera, ma cerco di dare forza alla parola. Sì, no, mi danno suggerimenti su una nona che non è stata presa in considerazione, ma è il maestro Garritano che è un buon tempone. E quindi cercando di dare più voce alla parola, e in realtà è lei che mi lascia fluttuare poi con i miei alti e bassi. Naturalmente forse dovrei stare un po' più a terra e preoccuparmi un po' più di voi, di quelli che... ma credetemi, vi penso in ogni momento della mia giornata. Farei qualsiasi cosa pur di regalarvi un'emozione, credetemi. Hai accennato alla lingua italiana e adesso c'è una domanda in inglese da Paul Ricci che voleva chiederti qualcosa. Scusami Paul, I'm sorry, io non volevo... Abbiamo la possibilità di tradurre se necessario per te, per però il capisci, pubblico. I love you, io ti amo. Vabbè, è bello, però You said it all. You said it all. I wanted to, I'm a guitar player, I wanted to say that these guitars non mi hanno together... dato il traduttore, Paul. Sì, dopo. The guitars together with your composition, your voice are complete. You don't have to have any drums or any bass or anything. Thank you. It's inspiration for me. Paul è chitarrista e dice che tu con i due chitarristi è già tutto quello che serve, non c'è assolutamente bisogno di batteria, di altre cose. Vorrei eliminare il basso e battere. È un bacio accademico sempre da Massimo Garritano e Alessandro Lombard. Allora questo brano chi vorrei eliminare è il basso e il batterio eliminato. Ok, lo farò sempre così, Paul. Ti citerò sempre, Paul Ricci, senza basso e senza batteria. Grazie, ciao, ti Grazie. salutiamo. E adesso invitiamo sul palco Turkish Cafe. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo l'opportunità di raccontarvi un po' di noi, della nostra musica. Certo è difficile farlo con sole 3 canzoni, però raccoglieremo questa sfida molto felici e sicuramente molto molto onorati. Abbiamo scelto questa sera 3 canzoni dal nostro ultimo disco, Cambio Palco. Sono 3 canzoni che ovviamente hanno un filo conduttore comune, cioè condividono lo scopo di voler raccontare un po' situazioni e deviazioni umane, descrivere un po' le situazioni che la vita ci mette davanti. L'amore cade addosso è il titolo della prima canzone, un titolo che sussurra già in sé una piccola grande verità, e cioè che a differenza delle tante cose che nella vita noi cerchiamo di raggiungere, di inseguire o che chiediamo ci vengano date, l'amore invece semplicemente cade addosso, in maniera molto genuina, molto semplice, perché in fondo le cose importanti sono sempre cose semplici. Ci sono così tante cose in questo mondo, ci sono i giocattoli, le luci colorate, una crostata in forno, sì, gli angeli, i demoni, ci sono così tante cose che ricordo, qualcuna così così, ci sono parolacce di andata e ritorno che forse le cercherai, forse le chiederai. Ci
sono così tante cose in questo mondo, ci sono i miracoli, libri da mangiare, merda fino al collo, sì, le notti e gli incubi, ci sono così tante cose che ricordo, ci sono i Led Zeppelin, ci sono le promesse di andata e ritorno che forse le cercherai, forse le troverai, ma l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore cade addosso e sta. Ci sono così tante cose che non posso buttarle giù tutte qui, le labbra con rossetto di filmati porno, sì, le anime ai pulpiti, ci sono barzellette che io non ricordo, c'è anche chi dice sì, le 1000 situazioni di andata e ritorno che forse non cerchi mai, forse le troverai, ma l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore non si cerca e non si chiede, l'amore cade addosso e sta. Grazie. Alle parole della prossima canzone invece piace giocare un po' fra loro, rincorrersi in tondo, un po' come se volessero imitare l'evoluzione di un piccolo carillon. Le immagini invece sono quelle di un omaggio alla vita che ci vede venire alla luce, con occhi bambini poi guardare il mondo, esplorare il cielo e allora scoprire la notte, rincorrere il tempo, perdersi nell'intimità e quindi magari innamorarsi, per poi provare un senso di appartenenza nei confronti di un luogo, di una persona o magari semplicemente di noi stessi. La prossima canzone si intitola C'è. C'è un prato, c'è un cielo blu, c'è un bimbo a pancia in giù e un treno che partirà dai bordi della città. C'è notte, c'è oscurità, c'è sesso, c'è intimità, c'è tempo, c'è eternità, c'è vento, c'è anima.
Grazie. L'ultimo brano che abbiamo il piacere di farvi ascoltare questa sera è una canzone che sicuramente racconta di sentimenti e deviazioni molto, molto umane, come l'ambizione, l'orgoglio, la supponenza, la vanità, il disincanto. La parabola è quella di un sinistro personaggio, un misterioso personaggio, e delle sue amare considerazioni sul tempo male investito, nella rincorsa affannata di falsi modelli di vita e ideologie ostentate, imbellettate, per poi accorgersi alla fine che il tempo speso nel vestire panni altrui è purtroppo solo tempo perduto, il tempo che ho perduto. Vanità nel desiderio di essere sempre amati, stimati, gravità verso il successo, verso i soldi, sfarzosi vestiti, ma passa e va. La vanagloria per chi vive sa di aver sciupato le sue possibilità. In sogni sbagliati, fatuità di chi si elogia innanzi agli altri, sentenzia verdetti, povertà di chi non vuol mai misurarsi, disprezza i difetti ma passa e va. La vanagloria per chi vive sa di aver sciupato le sue possibilità. In sogni sbagliati, il tempo che ho perduto qualcun altro l'ha trovato, l'han comprato ad un mercato super sconto ribassato. Il tempo che ho perduto di rimpianti s'è macchiato, l'ho buttato in lavatrice, ha rovinato anche il bucato. Ma io, Sir Giudice giurati, voglio anch'io un posto fra i beati senza Dio, e vuota mi abbandono nell'oblio. Più un applauso. Sazietà di certi sguardi inorgogliti, boriosi, pesati, falsità in quei sorrisi un po' indecisi, lascivi studiati ma passa e va. La presunzione di chi parla e sa che la superbia non potrà più riparare. Quei sogni sbagliati, il tempo che ho perduto nei giudizi l'ho sprecato, l'ho cercato in lungo e in largo ma non l'ho più ritrovato. Il tempo che ho perduto molte cose mi ha insegnato, coi miei errori l'ho forgiato ed ora l'ho recuperato. Ed io, Sir Giudice, ti dico addio, ai miti edulcorati dico addio, ai volti imbellettati e marcio anch'io col mio passo. Rai 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 dura l'ex et l'ex, e scusate l'accusatio manifesta ex tunc ex post, inaudita altera parte mutatis mutantis prosolvendo prosoluto. Cicero Ciceronis, Latino Maccheronis, Robine Maniavi e Cicero crepavi. Il tempo che ho perduto qualcun altro l'ha trovato, l'han comprato ad un mercato super sconto ribassato. Il tempo che ho perduto di rimpianti s'è macchiato, l'ho buttato in lavatrice, ha rovinato anche il bucato. Ed io, Sir Giudice giurati, voglio anch'io lasciare in questo mondo il segno mio. Volevo raccontarvi chi sono io. Questo è quanto. Grazie. Prima di salutarci ci tengo a presentare i Turkish Café e i compagni di questa avventura. Comincio da Cristiano Giuseppetti al violino e al pianoforte, Pablo Corradini al bandoneon e al pianoforte, anche lui, Simone Pozzi alla batteria,
Giulio Spinozzi alla tromba e al flicorno. E poi accanto a me c'è Simone Giorgini al contrabbasso, Julian Corradini alla chitarra. Io sono Veronica, grazie. Ciao. Allora, gli arrangiamenti di questi pezzi sono ben studiati, a mio avviso. Ci sono delle sonorità particolarmente calibrate. E volevo sapere un po' come siete approdati a queste scelte. Se si tratta di un lavoro collettivo o se c'è una regia che riguarda tutto questo cambio palco, come avete chiamato il vostro disco, ma come anche mi sembra di aver percepito dalla vostra esibizione di stasera. Beh sì, allora, una regia esterna non c'è, siamo noi ad aver fatto questo lavoro. La regia è stata la volontà di volerci evolvere, cioè cercare qualcosa di diverso, ma in realtà non è stato un cercare, è stata proprio un'esigenza naturale. Rispetto al primo album, molto più acustico, molto più essenziale, minimale, questa volta non abbiamo voluto badare a spese in senso ideologico, perché ahimè le tasche un po' piangono invece. E quindi sì, gli arrangiamenti sono frutto nostro, ciascuno ovviamente mette in questo calderone tutta la sua professionalità, la sua preparazione e ovviamente ciascuno, no? Proporzionalmente anche alla propria preparazione artistica. Però ecco, è un lavoro a 6 mani e null'altro. Senti, io invece ho una domanda che in realtà non è una vera e propria domanda, ma più che altro l'invito a condividere, insomma, con il pubblico in sala e chi ci ascolta a casa l'origine del vostro nome e che poi anche l'origine della vostra storia, perché mi sembra una storia curiosa e simpatica da raccontare. Posso? Sì, certo. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, ci siamo conosciuti in Erasmus, eravamo studentelli qui a Macerata, io e Veronica. Studenti bravi poi tra l'altro, e siamo andati a fare questo periodo di Erasmus a Bruxelles e non ci conoscevamo qui a Macerata, ma ci siamo conosciuti in una casa, un posto incredibile, 16 stanze, tra cui alcuni ragazzi turchi, e abitavamo nel quartiere turco scusa, guardo te, ma vorrei guardare quasi più o meno tutti, abitavamo nel quartiere turco della città, quindi abbiamo scelto di condividere questa passione per la musica quasi per caso. Io stavo suonando il periodo in cui uno comincia a fare qualcosa per scelta e lo fa quasi per caso. Io cominciavo a suonare la chitarra, stavo sempre a suonare tutto il tempo e mi fa: sai, io canto. Ok, va bene, no, ma cantiamo un pezzo. Ok, quale? Facciamo qualcosa di Beatles, sei appassionata. Va bene, poi dice che Ticket to Ride io non l'ho mai suonata, però beh. Quindi le versioni discordano, però. Così abbiamo cominciato a suonare e ho detto, cavoli, brava. Quindi abbiamo cominciato a suonare lì, per caso, dentro una casa con gli amici che venivano a sentirci, poi abbiamo suonato per strada, abbiamo raccolto 68 euro di monetine, un peluche, 5 sigarette e una birra e un preservativo nuovo. Poi siamo tornati in Italia e abbiamo conosciuto Simone tramite un'amica in comune e così è nato il caffè turco, Turkish Café. Grazie. Veronica, sono qui. Avrei una curiosità, innanzitutto molto bravi nel mantenere per tutte e tre le canzoni un equilibrio sonoro praticamente perfetto e mi è sembrato anche che più che presentare 3 canzoni voi abbiate presentato 3 generi di canzone, quindi anche questo è a vostro merito. La mia domanda però riguarda voi come potrebbe riguardare un gruppo che avesse le vostre stesse caratteristiche. Da una parte voi siete molto giovani come formazione, vi siete formati, adesso avete raccontato come vi siete conosciuti e avete quindi un'esigenza di crescere, di affinare il vostro linguaggio e la vostra armonizzazione, la vostra concertazione dimostra proprio che procedete in questa strada, state formandovi come gruppo. Dall'altra parte però è vero anche che ogni gruppo giovane aspira ad essere riconosciuto in base a qualche cifra, in base a qualche stile. Ora, quindi si trovano questi 2 fattori in conflitto, cioè da una parte l'esigenza di
crescere porta magari ad abbandonare vecchie strade e a percorrerne di nuove. Dall'altra parte però l'esigenza di essere riconoscibili può far fossilizzare o può far bloccare questo percorso. Se voi doveste scegliere o se voi doveste dare preferenza ad una di queste due cose, da che parte vi muovereste? E avvertite questo problema? Ecco, proprio questa è... Ti ringrazio di aver concluso questa lunga domanda con questo inciso, perché quello che penso, ma penso di parlare anche a nome degli altri, di Juliana e Simone, è che forse questo in realtà è un falso problema. Nel senso che il riconoscimento commerciale è una cosa al quale probabilmente tutti ambiscono, ed è giusto ambirci, perché è una conferma del proprio talento, ma soprattutto del fatto che il proprio messaggio artistico riesce, appunto i concerti, le esibizioni, è ben veicolato, così giunge al pubblico. Però io vorrei risponderti un po' anche con le parole dell'ultima canzone, cioè non vogliamo perdere tempo, fra virgolette, ovviamente senza offendere chi invece studia per queste ricerche commerciali e quant'altro, a fossilizzarci su questo dilemma, perché in fin dei conti l'espressività, la genuinità, la semplicità e la spontaneità vengono riconosciuti alla fine, già quelli sono identificabili. La diversità che c'è nei nostri brani, come avete potuto ascoltare, è forse in realtà semplicemente una diversità, come dire, apparente. Siamo noi e facciamo quello che ci piace fare, cerchiamo di farlo al meglio delle nostre possibilità, studiando per migliorare anche l'espressività, e se questo poi un genere piuttosto che un altro non importa, anche perché abbiamo escluso la terza strada, che è la più ambiziosa, è quella che io mi auguro fra tutte in misura maggiore, cioè che possiamo noi creare un nostro genere che sia un genere Turkish e che ci renda identificabili alle orecchie di chi ci ascolta. Ecco, questo. Ti ringrazio molto, molto bene. Ho un'ultima domanda, vorrei sapere se il primo brano che ci avete proposto, L'amore cade addosso, in termini cronologici, dove sta? È uno degli ultimi composti rispetto agli altri due che ci avete fatto sentire? Questa è una domanda veramente difficile, perché ho cancellato l'ultimo anno di vita, questo album c'ha un po' storia. Sì, perché uno poi ci lavora sopra, ci ritorna, certo. No? È come un quadro che magari non finisce mai. Preciso perché però faccio la domanda, magari. Perché c'è una struttura melodica che pur, come voi avete avuto, secondo me, il pregio di presentare qui stasera, e poi noi avendo ascoltato anche più brani, un progetto, una poetica che vi rappresenta. Non si tratta quindi di parlare solo di singoli brani, ma in questo brano in particolare c'è un'impennata melodica che rende il brano molto penetrante rispetto ad altri che sono altrettanto validi, ma forse richiedono più ascolti. Quindi volevo sapere se questo è frutto di un particolare, c'è qualcosa alla base di questa scelta, oppure è venuta così? È stata scritta qua comunque, Macerata. Però risponderti No, non qua. Quando? Se vi eravate resi conto che c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri. Solo questo, se è una sensazione soltanto mia. Io spesso faccio queste domande per avere conferme di mie sensazioni da parte dell'artista, non tanto per dire questo è giusto e questo è sbagliato, proprio per condividere un'impressione. Certo, è come se ogni affluente andasse verso lo stesso fiume. Alcuni arrivano da qua, altri da qua. E questo arriva da qua, il tempo che ho perduto arrivava da là. Secondo me non vi siete capiti, lui voleva soltanto sapere se era stata scritta prima o dopo gli altri due brani. Stavo rispondendo. Sì, arrivano più o meno insieme questi due affluenti. E poi abbiamo capito che c'è un anno di oscurità in cui non si sa bene cosa è successo, quando e come. Più o meno tutto nello stesso periodo di questo cambio palco che abbiamo fatto insieme. Abbiamo scritta insieme anche le altre canzoni, però un giorno ti svegli così, un altro giorno ti svegli L'amore cade addosso, l'altro giorno ti svegli il tempo che ho perduto. Se posso permettermi, diciamo che in noi albergano diverse anime. L'amore cade addosso è forse espressione un po' più
in maniera un po' più preponderante di quest'anima melodica che comunque noi abbiamo, perché ci piace anche scriverle così le canzoni. Grazie. Allora, è il momento anche atteso dell'assegnazione del premio Un Certain Regard, che va alla performance che più ci ha colpito favorevolmente. Per l'assegnazione del premio di stasera vorrei chiamare sul palco un chitarrista che è anche il rettore dell'Università di Macerata, Luigi Lacché. Buonasera, soprattutto chitarrista direi, Ezio. Infatti io per primo... Rettore per sbaglio, chitarrista. Posso annunciare? Allora, il premio Un Certain Regard viene assegnato a Pierpaolo Mazzulla. Vi prego di la foto va fatta insieme di rito, e senza microfono, giustamente. Bene, di nuovo complimenti, grazie. E adesso la serata in bellezza, perché vi affidiamo e ci affidiamo alle mani e alla voce di due artisti che già avete visto qua con noi in sala, che amano la musica e il canto, punto di diventare la musica. Minnozzi. Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi ramori dipingeva, ed ora solo brucia con furore. Torna
suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi morire di dolore. Addio l'estate, odio l'estate, odio La neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Addio Thank you, Paul. Thank you. So it's Nadine Rosmich. No. No, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci. Per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco. Ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci. Questo sarà l'addio, ma non pensiamo
Permettetemi di dirvi che per me è un onore grandissimo essere su questo palco che è veramente prezioso per la musica, prezioso per tutto quello che è rappresentato qua sopra. Questa sera abbiamo ascoltato veramente una sequenza di canzoni molto ben scritte, grandi artisti, e ringrazio che abbiamo diviso, vedo qualcuno qua dietro, per questo mi rivolgo anche. Abbiamo diviso il palco insieme. Signor Piero, grazie per questo invito, grazie a tutti voi di Musicultura. Grazie. Di cuore. C'est bon. J'y revis. Grazie. Abbiamo tempo? Siamo? Possiamo? Bene. Sì, perfetto. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas amor sabe um segredo. O medo pode matar seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa
aberta, abres todas as portas do coração. Água de bebê, camarada, água de bebê, água de bebê, camarada. L'ultima, poi andiamo allora. senza di te. E allora io quasi
pensieri al contrario. Un grazie grande come una casa a Pulricci e Mafalda Minnozzi. Noi vi diamo appuntamento per chi vuole domani sera e vi ricordo che all'uscita nel foyer, per chi lo desidera, è possibile prenotarsi per i biglietti dello spettacolo dei 16 finalisti che si terrà nel mese d'aprile a Recanati, o per partecipare alla proiezione del film di venerdì prossimo al Cinema Excelsior, dedicato dal regista Jonathan Demme a Enzo Avitabile, che sarà il nostro ospite venerdì prossimo. Buona serata a tutti, buon rientro.